Amici belli, un po' con la voce, un po' che non c'ho il microfono. Amici bellini, riprendiamo le nostre chiacchierate in previsione del ritorno della Serie A, perché la cosa che ci interessa di più è un turno molto importante, non direi forse l'inizio, la prima finale. La prima finale con un sacco di finali intorno. Sky ci dà delle indiscrezioni di formazione, quindi parliamone. Allora, grazie mille, veramente avete cliccato pure questa. È una cosa straordinaria per me, perché oggi proprio non c'era niente di cui parlare. Se ieri ci siamo divertiti con le nazionali, o meglio, si è divertito McTominay, un po' meno forse Højlund, nonostante il gol. Benvenuto Davide Rossi, prima di tutto, e tutti i nuovi iscritti, grazie. E lasciate anche un like se vi va, se vi pare, cliccate sul like. Io poi quando dico iscrivetevi al canale, cliccate sul tasto iscriviti, se guardate il video da computer il tasto iscriviti potrebbe anche illuminarsi, magie dei nuovi algoritmi. Comunque, mentre qualcuno dei nazionali si è divertito e tornerà bello carico e anche contento, Legacy Scott, qualcuno no, perché ieri brutte mazzate, non solo Elmas, anche Oliveira le ha prese, e lo stesso Lobotka, e quindi niente, tornerà un gruppo misto e bisognerà mettere da parte le parentesi delle nazionali e concentrarci su quello che dobbiamo fare in campionato. Ho un po' di spunti da darvi che ho raccolto. Se ci spostiamo da questa parte, volevo riprendere la questione degli XG, che effettivamente si è abbassata un pochino nelle ultime partite in cui il Napoli è stato poco incisivo e è arrivato poco a tirare, però ho fatto l'errore questa mattina, insomma questo pomeriggio, di ascoltare un po' di filo diretto generale. Io, nel rivedere Paolo Del Genio attivo nelle varie trasmissioni, molto felice di riascoltarlo, di vederlo con continuità. Poi ascolto alcuni tifosi e purtroppo mi rendo conto che è passato un discorso non ben approfondito su quello che ha cominciato a fare il Napoli quest'anno e che poi si è perso per strada, e si danno delle interpretazioni un po' approssimative. Noi possiamo avere una nostra impressione, poi però i dati ce la devono confermare o confutare. Quello che è certo è che se questa è la classifica iniziale, la classifica generale, Inter Roma a 24, Milan Napoli a 22, poi segue il Bologna a 21, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Sassuolo sorprendente, e poi a seguire Lazio, Udinese, Torino, Cremonese, molto fortunata Cremonese davanti all'Atalanta, e questo è una delle situazioni più clamorose, che la Lazio, che aveva cominciato malissimo, l'Atalanta sta addirittura sotto. E poi l'altra cosa clamorosa è ovviamente la Fiorentina. Se andiamo a vedere gli XG, il Napoli è esattamente dove si trova, nel senso che ci troviamo quarti in questa classifica per occasioni da gol create, e più o meno quello che abbiamo creato, quello abbiamo segnato. Quindi c'è un altro schemetto che vi voglio far vedere, recuperato da Stefano Ferré, che è molto interessante. Insomma, bene o male siamo lì. È molto vicino il Bologna, che invece ha fatto un paio di gol, più un gol diciamo più di quello che ha creato, segna meno di quanto crea la Juventus, segna meno di quanto crea anche il Milan. L'Inter segna tanto ma crea anche tanto, quindi siamo nella logica di quello che ci potevamo aspettare. Gli XG subiti ci raccontano che il Napoli subisce troppo in questo momento. Siamo a metà classifica più o meno e siamo stati bravi. Eravamo, si dice bellini, tra virgolette, essere bellini. Bellini, eravamo bellini. Magari con il portiere, con qualche blocco, a subirne 10, ma abbiamo fatto creare, gli avversari hanno creato nei nostri confronti 14 e 32, quindi avrebbero potuto farci 4 gol in più. Ovviamente in questo ci dobbiamo mettere i 2 rigori, qua si spiega molto anche il numero, i 2 rigori parati da Milinkovic-Savic. Ora questo non è tutto, se prendiamo il cavetto e ci spostiamo di qua, prima di tutto vabbè, situazione di formazione. Sky ci dice che con Lobotka, con McTominay, presumibilmente Elmas adattato nel ruolo di mezzala destra, non è che una cosa clamorosa, ce lo potevamo aspettare. Politano con Neres opzione a sinistra, non è una cosa clamorosa, ce la possiamo aspettare. Højlund centroavanti, come vi ho detto ieri,
quell'acciacco nel finale probabilmente era un'esagerazione, dovrebbe stare tutto a posto. E poi ci dicono Gutierrez opzione a sinistra visto che Olivera sarà l'ultimo a rientrare e Spinazzola ha ancora bisogno di un po' di tempo per ritrovare al meglio la condizione, quindi non si vorrà rischiare Spinazzola e ci sta se non è recuperato al 100%, e quindi la formazione la possiamo già leggere per quella che è, con un 4-3-3 se Conte non vuole cambiare molto, con Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Elmas, Lobotka, McTominay, Politano, Højlund e Neres. Questo dovrebbe essere. Poi vi volevo far vedere questa cosa, ma devo zoomare. Produzione e cinismo, la correlazione diretta tra field tilt e XG. Il field tilt è quanto tu stai nell'area avversaria, cioè il tuo possesso di palla nell'area avversaria, quindi in pratica fai tiltare, come si dice, sapete il tilt? Quando si giocava a flipper, ecco, tilta da una parte il campo perché stai tu col tuo possesso palla. La cosa da capire, più stai in alto e più hai XG totali, più stai a destra e più stai facendo questo field tilt. Il Napoli sta lì, cioè rispetto ad altre squadre che vengono esaltate per quello che fanno, la Roma c'ha molto field tilt, cioè è la squadra che sta più nell'area avversaria a seguire l'Inter, però l'Inter vedete è più cinica, più efficace nei gol anche che fa e nelle occasioni che produce. Il Napoli sta lì con la Juventus, cioè se dobbiamo continuare a dire che il Napoli fa non gioca a calcio, non è è proprio falso, è un falso storico. Io ho fatto una domanda ad Andrea Marinozzi, non lo so se risponderà nel suo prossimo video. La mia domanda per lui è: ma non soffri quando un tuo collega fa delle analisi che non vengono poi supportate dai dati? Perché si possono fare le analisi, si possono avere le opinioni, tutto quello che... ma i dati poi non si possono confutare e non si dovrebbe nemmeno partire dai dati. Io sono convinto e contento di partire da una sensazione che poi nel caso del Napoli è un andazzo, cioè noi stiamo andando a peggiorare, però questo è quello che abbiamo fatto in totale, quindi l'idea era quella di essere un pochino più propositivi, più possesso, più dominio, e per un po' lo abbiamo anche fatto. Ci siamo un po' persi per strada, che si sono fatte sentire in maniera pesante le defezioni, non c'è dubbio, e a questo ci abbiamo aggiunto delle prestazioni anche individuali di gente che ti deve performare e non ti sta performando. Vedete, il Milan se ne frega poco di stare in grande pressione tutti nell'area avversaria, aspettano, poi quando si riversano creano parecchio, creano più del Bologna. L'Atalanta sta lì, pericolosa. Vedete il Como sta qua giù. Cosa vuol dire? Che hanno questa idea di pressione, di aggressione e di stare addosso, ma creano molto meno rispetto alle altre squadre di Serie A. Quindi questo è un primo dato interessante che condivido con voi. Dopodiché, visto che vi avevo accennato che in generale è proprio una giornata importante perché ci sono alcuni scontri diretti che possono spostare molto, mi sposto sul portale del Fantacalcio per fare un'analisi veloce anche dei... Guarda, sono proprio tanti gli infortuni in generale a tutti. Anche il Como, si è perso Diao per esempio, e Diao non è che stava giocando, anzi rientrava da un infortunio. Mi raccontavano di un infortunio per Rugani, che pure ha giocato pochissimo, e si parla del soleo anche lì. Insomma, io non tutti gli infortuni sono uguali, non tutti gli infortuni sono per sfortuna, però capitano anche a quelli che fanno un turnover più sistematico. È capitato per esempio a Rowe del Bologna con D'Italiano che li alterna costantemente, così come capitò a Immobile. Insomma, l'importante sarebbe di avere gente, ecco, il ruotarli, che è importante, serve per poi sostituire quelli che ti vengono meno senza far scendere troppo quella che è la qualità del gioco della squadra. Poi gli infortuni avverranno, è una sensazione mia, chiedo anche a voi: siamo noi che ci stiamo facendo più caso, o è sempre stato così, o stanno proprio aumentando tantissimo perché i ritmi sono insostenibili? E nonostante in Italia non si facciano scatti in avanti come negli altri campionati, un'altra cosa che avevo sentito su cronache, che
l'Italia è il 10° campionato per scatti in velocità in avanti, però si fa tanta corsa continuata e si prova a tenere questo ritmo forse troppo alto, numero di partite, giocatori che devono giocarle per forza tutte e alla fine qualcuno viene meno. Insomma, interessante sarà, tra l'altro è anche la mia, vabbè, ve lo dico alla fine del video, non mi interessa. Interessante sarà capire se il Genoa, se De Rossi, allenatore che a me sta molto simpatico per il suo modo di comunicare, sembra veramente uno di noi, non è mai banale, se il Genoa potrà scrollarsi di dosso questo inizio molto molto deludente contro un Cagliari che ha in palestra il mio giocatore preferito, che insomma è una riflessione che ho fatto molto prima, l'ho fatta l'anno scorso e sta andando molto molto bene, come sta andando molto bene Caprile, va detto, e forse in attacco loro non sono troppo performantissimi, così come il Genoa d'altra parte, quindi questa è una partita che puzza di 0-0, puzza già un pochino di d'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora 0-0, vedremo. Partita che ci interessa da vicino il Bologna, che non si deve avvicinare di più di quanto non si sia già avvicinato. In trasferta dovrebbe tornare Ravaglia in porta, e per quanto riguarda l'Udinese notizie insomma di Atta è il giocatore in Serie A con più dribbling che riusciti, lo buttiamo lì così, pare che vogliano 40 milioni, quindi il tifoso mamma mia di 40 milioni all'Udinese, il pacco tenetevelo. Intanto Atta secondo me è un gran talento e vediamo se Zaniolo regge, perché ha avuto un buon inizio con l'Udinese, con lo stesso Zanoli, e speriamo che insomma l'Udinese possa tenere a bada il Bologna, perché poi seppure il Bologna si inserisce tra le pretendenti a quelle prime 4 diventa un po' affollata la classifica. Questo è a tutti gli effetti un derby tra una squadra ultima in classifica che deve riprendersi per forza, vai Vanoli, contro una Juventus che con Spalletti sì, grande entusiasmo iniziale, poi però pure qualche dubbio, insomma così, chissà se hanno sfruttato bene questa pausa per ristrutturare un pochino le due squadre. Per la Fiorentina, se Kean non ricomincia a segnare con continuità, sono dolori, e la Juventus chissà se, perché credo che a Spalletti manchi un regista alla Lobotka, con Locatelli non sta funzionando benissimo, non hanno grande scelta a centrocampo, a meno che non riavanzino Cope Miners, che in questo momento sta giocando un braccetto, un'idea che sta funzionando anche. Vedremo. Noi qua, ecco, vedi, sono abbassate le percentuali per Olivera, portano anche in dubbio Buongiorno, io spero di no, e questa è la formazione che ci aspettiamo. Per quanto riguarda l'Atalanta, un focus lo faremo in questi giorni, con Sono Yen, Jim City, Bellanova, Ederson, De Ron. Ederson è quello da recuperare sicuramente rispetto all'anno scorso, non sta performando. Zappacosta dall'altra parte con De Catelare e Lookman dietro Scamacca, o probabilmente anche Kristovic, vediamo chi la spunterà. E in panchina ci sono parecchi che danno fastidio, che fanno paura. Zaleschi a me piace molto, Brescianini la solita slide indoors, Pasalic, Maldini non credo, però magari Palladino lo può recuperare. Samardzic, paurissima per Samardzic, e lo stesso Sulemana che ogni tanto qualche scatto te lo può fare. Verona-Parma, Orban e Giovane che hanno tante occasioni ma non la buttano quasi mai dentro, col Parma con Pellegrino che ha meno occasioni e non la butta quasi mai dentro. Lo stesso Cutrone non mi sta facendo impazzire, però è tornato Valeri a quanto pare, potrebbe essere un rifornitore di cross per Pellegrino. Bernabé sta cominciando a carburare, e vediamo questo Corvi in porta a sostituire il lungodegente Suzuki. Pare che il Parma volesse anche andare sul mercato degli svincolati, non ho notizie, vedremo. E qui la Roma ha una grandissima occasione, perché essendoci il derby di Milano, la Roma potrebbe verosimilmente andare da sola alla testa della classifica, perché affronta una Cremonese che ha dei bei giocatorini, che ha delle cose interessanti, a parte Vardi c'è una certa qualità tra Vasquez e Van de Putte, c'è la legna di Bondo che io me lo voglio far piacere per forza, però vabbè, potrebbe rivedersi Pezzella, Baschirotto, Terracciano sta facendo molto bene, lo stesso Audero, ma la Roma è la Roma, tocca a Ferguson.
tocca a Ferguson prendere in mano l'attacco. Aveva cominciato molto bene, poi si è perso per strada, un po' aveva recuperato Dobbik, adesso abbiamo perso Dobbik, e quindi c'è Sule, c'è Manu Koné, c'è Mancini che sta facendo molto bene in difesa, e c'è una squadra che ha abbracciato il gasperinismo e lo sta facendo vedere, grande identità. La Lazio dovrebbe aver vita facile secondo me con il Lecce, è sempre un'incognita la Lazio, però insomma in casa i problemi più che sul campo ce l'hanno in società, e noi mi fanno spesso anche un po' tenerezza le situazioni societarie della Lazio. Il derby, sulla carta c'è poco da dire, l'Inter è straforte. Dumfries lo porta, voglio proprio vedere se giocherà Dumfries, sono proprio curioso. Con la solita formazione l'Inter, Mkhitaryan ancora infortunato, quindi Sucic, e dovrebbero recuperare il Thuram, con il Milan che potrebbe affidarsi a questo attacco leggero Pulisic-Leao senza punti di riferimento, il che potrebbe essere un problema sicuramente per Acerbi. Il Napoli potrebbe aver fatto scuola sotto questo punto di vista, e Stupignan convince a metà, però a centrocampo con Rabiot, Modric, Saelemaekers, Gabbia sta facendo molto bene, si potrebbe rivedere Tomori. È una bella partita. L'Inter non si può permettere di perdere un altro sconto diretto. Detto tra di noi, potrebbe essere una partita. Anche il Milan ultimamente sta facendo meno bene dell'inizio, quindi è una partita che, se non si vogliono disturbare troppo, potrebbe andare bene un pareggio ad entrambe, ma credo che l'Inter vorrà mettere la zampata sul campionato. Il Torino dovrà far vedere cosa riesce a fare senza Simeone, anche lui infortunato. Difesa che era sembrata molto molto in palla contro la Juve. Deve crescere Vlasic secondo me in questa squadra, deve fare qualcosa in più Casadei, e vediamo se Zapatone recupera un po' di forma. Secondo me possono dare fastidio a un Como che è bello da vedere, che però non sempre è efficace. Ricordiamo, squadra molto giovane, e alle volte questo lo paghi. E poi Sassuolo-Pisa, entrambe vengono dalla serie cadetta, e Sassuolo mi sembra più strutturata come squadra e credo che stia meritando la buona classifica che ha. Il Pisa è sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria raccolta all'ultimo minuto con l'assist di Tramoni, ma vedremo cosa, se riusciranno a bissare. Ancora una volta sono riuscito a fare un video, grazie per i like, dove non vi parlo dei miei fantacalci, perché so che il giorno in cui farò un video la mia rosa del fantacalcio, vuol dire che veramente di calcio non ce n'è più da parlare e ci affidiamo ad altre cose. Quindi ce l'ho fatta, è uscito pure forse troppo lungo, quindi io vi ringrazio, e domani sapremo anche l'avversario dell'Italia, ci saranno conferenze, ci saranno cose da fare, e mi sono reso conto che è la settimana del mio compleanno e che probabilmente non riuscirò a fare la live. Vi potete probabilmente aspettare un video dell'Atalanta, diciamo a caldo, diciamo da cellulare. Statemi vicino algoritmicamente, perché è mai possibile, niente da fare per settimane e settimane, e poi già faticato. Legarci tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta